Buongiorno! Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Villanova Truscheddu e stiamo per visitare il nuraghe Santa Barbara. La giornata è veramente magnifica, fuori da qualsiasi traffico si sentono solamente il canto degli uccelli e il belato delle pecore. Siamo veramente in una situazione assolutamente fantastica. State collegati e iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube. A breve il nuraghe Santa Barbara, ma tutto questo dopo la sigla! Il nuraghe Santa Barbara è un nuraghe cosiddetto attancato e praticamente presenta due torri, una torre principale e una torre secondaria più piccola che è stata aggiunta in un secondo tempo. Come vedremo, questa torre secondaria aveva un'importanza fondamentale per poter definire i cicli stagionali e sostanzialmente il calendario. Ora entriamo, troveremo prima un cortile e da lì partiremo con la nostra visita. Andiamo! Ecco, questo è, diciamo, un piccolo ingresso con due nicchie laterali e qui ci troviamo in questo cortile interno con sulla mia destra l'ingresso al nuraghe principale e sulla sinistra alla torre secondaria. Entriamo. Ecco, subito entrati possiamo vedere l'architrave con una finestrella di scarico, che è una finestrella che ha una forma particolare che ricorda molto quella della protometaurina e quindi in certi momenti appunto il sole si può proiettare con una forma di protometaurina sulla parete opposta. La vediamo anche
così controluce per poterne apprezzare la forma. Quasi tutti i nuraghe. Troviamo subito sulla mia sinistra una apertura, quindi una nicchia, e poi sulla mia destra la scalinata che porta al piano superiore. All'interno troviamo, come in tanti altri nuraghe, delle nicchie. In questo nuraghe sono due, uno alla vostra sinistra e un altro alla vostra destra. E come possiamo vedere, la Tholos non è completamente chiusa, quindi entra luce a sufficienza per poter ammirare l'interno di questa camera principale. Ora direi che possiamo provare a salire, quindi ci avviciniamo verso le scale e vediamo dove ci portano. Queste scalinate sono abbastanza regolari. E riusciamo ad arrivare fino a questo primo piano, questo primo livello. Da qui possiamo anche ammirare la camera interna. Quindi siamo proprio sulla sommità del nuraghe. Qui alla nostra sinistra vediamo che c'è un ulteriore accesso. Vediamo di cosa si tratta. Una specie di piccolo cortile che presenta a sua volta una seconda scalinata. Vediamo se riusciamo a salire, perché quassù non sembra poi così tanto accessibile. Riusciamo e arriviamo alla sommità del nuraghe. Qui siamo veramente in alto e possiamo ammirare il panorama circostante, veramente d'effetto. Lasciamo la torre principale per addentrarci in quella secondaria, che è più piccola rispetto a quella centrale, a quella principale, ma presenta delle particolarità che noteremo. La particolarità di questa torre è data dalle finestre che sono disposte lungo il perimetro, per cui partiamo sostanzialmente dalla nostra destra, vediamo che c'è una prima finestra, poi abbiamo una seconda finestra che corrisponde
all'alba del solstizio d'estate, quindi traguardando da questa finestra al solstizio d'estate si vede il sorgere del sole. Passiamo alla terza finestra, da qui si può traguardare e appunto vedere il sole all'alba degli equinozi di primavera e di autunno. Passando alla quarta finestra, questa è rivolta verso il sorgere al solstizio d'inverno, il sorgere del sole al solstizio d'inverno. La quinta e la sesta finestra sono legate agli spostamenti di alcune costellazioni come la Croce del Sud e quella del Centauro. La settima finestra corrisponde come direzione a quella del tramonto al solstizio d'inverno ed è opposta alla seconda finestra, e l'ultimissima, l'ottava finestra, lì accanto, è appunto un'apertura dalla quale si poteva appunto vedere il sole tramontare agli equinozi di primavera e autunno. Quindi sostanzialmente questa torre è una sorta, come dicevamo all'inizio, di calendario o di punto per poter effettuare delle osservazioni astronomiche. Stiamo parlando dell'epoca nuragica e vale sempre la pena ricordare di una costruzione che presenta delle precisioni che appunto sono state rispettate nonostante i materiali di costruzione fossero così grezzi ed enormi. La tecnologia l'abbiamo noi ora o l'avevano loro allora a inquinamento zero? Eccoci giunti al termine di questa visita, ci raccomandiamo, venite a visitare questo stupendo complesso nuragico di Santa Barbara Villanova Truschedu e come dicevamo all'inizio seguiteci sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube e alla prossima! Ciao!